Allora, innanzitutto grazie per essere qui. Questo siamo a metà del percorso di un lungo viaggio che è cominciato a ottobre, con dei percorsi che noi abbiamo fatto all'interno di alcune scuole. È stata un'esperienza molto interessante per noi. Io sono Mary Malaguti della Fondazione AIDA e questo progetto è stato reso possibile, e dobbiamo dirlo e ringraziare il Consiglio dei Ministri, che ci ha permesso nella nostra città di fare questa esperienza. Il risultato secondo me è straordinario, non solamente perché è stato un lavoro interessante fatto con i ragazzi, ma anche da un punto di vista artistico è venuto fuori di qualcosa di veramente eccezionale. Io non voglio dilungarmi nella presentazione perché innanzitutto di là scalpitano, secondo, anche perché oggi abbiamo detto tante parole anche nella conferenza che c'è stata alle ore 17, molto interessanti proprio sul tema del bullismo e come l'arte, le arti performative possono essere utili per superare queste problematiche e far sì che riusciamo e ricominciamo a comunicare, non utilizzando solamente gli strumenti digitali. Quindi grazie ancora per essere qui con noi e buona visione. Posizioni, check! Aspetta, eccoci qua. Visto. Un secondo. Attenzione, giriamo. 3, 2, 1, azione! Fuori dalla rete significa un progetto didattico diviso in 3 laboratori, un laboratorio di musica, un laboratorio di teatro e un laboratorio cinematografico. L'obiettivo del percorso è lavorare su tutti i contenuti che loro hanno ricevuto dal CERD e dall'esperta di web marketing. E parla di quelli che sono i rischi legati all'utilizzo improprio del cellulare, di internet, tutto il mondo dentro la rete e fuori dalla rete. Significa praticamente che al posto di stare connesso sui social sarebbe meglio uscire con gli amici, andare a giocare a calcio. Quindi insegna più che altro le persone che lo guardano a capire quali sono le cose che sono, diciamo, cattive, tra virgolette, della rete e quelle buone. Cioè fare qualcosa di diverso piuttosto che stare chiuso in casa davanti a uno schermo. In classe abbiamo discusso molto con i ragazzi su che cosa significa fuori dalla rete. Ho visto i ragazzi porsi in modo più autentico nei confronti sia della proposta sia dell'obiettivo. Durante il corso di video abbiamo cercato di capire che cosa significhi oggi il termine video, che cosa significa cinema e come funziona un set cinematografico, e abbiamo cercato infine di costruire una storia a partire dalle loro esperienze reali affinché questa storia potesse essere quanto più possibile verosimile. Il film cerca di fare anche una riflessione su quelli che sono i pregiudizi che nascono in rete. È facile costruirsi delle immagini o delle reputazioni soggette appunto a etichette o hashtag che però spesso non corrispondono alla nostra vita reale, alla nostra personalità reale. Secondo me sono due cose completamente diverse. Il mondo reale e il mondo virtuale, per via dell'immagine che una persona, insomma, dell'idea che una persona si fa di noi. Perché magari nei social, attraverso le foto che pubblichiamo, i video che pubblichiamo, diciamo che decidiamo noi come apparire, sia nelle foto che nei video, mentre nella realtà le persone ci vedono realmente come siamo. Via Borsetto. Sì, e stop. Abbiamo costruito, quindi delineato la personalità della nostra protagonista e alla fine abbiamo raggiunto il set, il momento forse più intrigante, più entusiasmante. I ragazzi fin dalla lettura della sceneggiatura hanno dimostrato davvero un interesse e una serietà davvero professionali. Sophie, ma che hai fatto? Ti convinci che una foto non ha nessun significato? È solo per i like, per piacere agli altri, per piacere a te stessa. E stop. Ok, ce l'abbiamo. Oh, Butei, fate casino.
Oh, carichi. Sì. Uno, La seconda due. T. Ah no, adesso. La seconda T del Giorgi, col baccano che facciamo te ne accorgi. Fondazione AIDA, abbiamo raccolto questa sfida. Per il progetto Fuori dalla rete. Abbiamo scritto il rap che ascolterete. Stiamo facendo un progetto sul rap che consiste nel scrivere una canzone. Con i ragazzi si è deciso di costruire un testo che parli principalmente del leone da tastiera, di questa figura misteriosa che si nasconde, si camuffa e magari bullizza gli altri. Dietro lo schermo c'è gente che prende coraggio, cioè proprio sei la cattiveria, invece quando è fuori faccia a faccia non fanno niente. Secondo me non ha neanche senso insultare una persona tramite uno schermo, piuttosto se la devi insultare fallo faccia a faccia, perché sennò sei un senza palle. Fra non sei credibile, non mi serve nemmeno fare il killer, ti faccio fare figuracce come l'Inter. Sei uno sfigato che gioca solo a FIFA, vieni nel parchetto, vieni a farti una partita. Essere sportivi non è muovere le dita, ma sudare, fare fatica. Vuoi essere un leone ma sei dietro una parete, invece sei un coniglio se stai fuori dalla rete. Scendi dal tuo letto e affrontami di petto, se hai voglia di mancarmi di rispetto. Se voi siete attenti, il pubblico sarà attento, ok? Proviamo insieme. Ridate le battute delle armi, vai. Abbiamo fatto tanti lavori di gruppo e molte cose con la scrittura, che dovevamo noi creare delle scenette oppure delle battute. Il titolo è Web Heroes, gli eroi della rete. Ci sono i supereroi e i supererrori. I supererrori sono i modi sbagliati di usare internet, mentre i supereroi sono quelle persone che aiutano i supererrori a cambiare e far andare via le loro brutte abitudini. Ad esempio il bullismo su internet. Il bullismo, a prescindere, penso che sia una cosa sbagliata. Ancora più sbagliato è il fatto di farla su internet, perché non c'è un confronto diretto tra te e la persona che ti sta ad esempio insultando. Quindi è molto da persone vigliacche che hanno paura. Cyberbullismo è un modo per far male alle persone, che sia psicologicamente oppure fisicamente, perché potrebbe essere una conseguenza appunto che potrebbe far male alle persone. Una volta sono riuscita a mettere un like ad una foto ancora più bellissima stata. Ma non parlo mai che non mi fa del E adesso stiamo facendo le parti, cioè Nicoletta ci ha appena dato i copioni e dobbiamo impararci a memoria per poi fare lo spettacolo. Noi siamo gli Web Heroes! Buonasera a tutti ragazzi, questa storia parla di supereroi e anche di supererrori. Ma vogliamo dirvi chi siamo? Già, noi siamo i Super Parties, vediamo le cose da fuori. E ne vediamo delle belle. Ehi voi! Ehi sveglia! Lo spettacolo sta per cominciare. Gentile pubblico, solo una domanda. Avete spento i cellulari? Sì. Allora si incomincia. Ecco qui i nostri super errori. Chatwoman scrive tanto a tutti ma senza uno schermo davanti, è troppo timida per parlare. Instagirl e Silver Selfie mostrano grande felicità attraverso foto e selfie, ma nella realtà sono tristi e non hanno amici. L'uomo tagga tutti e tutto senza chiedere permesso a nessuno. Sono il taggatore più veloce della scuola, anzi no, dello Stato, ma che dico dello Stato, del mondo, dell'universo. Taggo una foto in meno di 9 secondi. Una volta ho likeato una foto ancora prima che venisse postata. Parlo con gli amici, conosco sconosciuti, commento cavolate, cambio le foto del profilo, mi diverto, scambio opinioni, chiedo per i compiti, comunico con i social, ma non parlo mai con la mia compagna di banco.
Il senso della vita? Farsi un selfie e vedere quanti sono i tuoi like e i tuoi follower. C'è chi la mattina fa colazione e chi si fa un selfie. C'è chi va al parco e chi si fa un selfie. Chi esce con gli amici e chi si fa un selfie. Guarda qui, Veronica scrive un sacco di cavolate personali. Esti, famiglia, fratelli. La foto di dove abita, ha postato il numero del suo cellulare, posta dei selfie orrendi. Oh mio Dio, ha più like di noi, non ci credo. Dobbiamo fare qualcosa. Hai capito, chat? Cosa? Ma ti sembra non di chattare? Dobbiamo dire a tutti, ma proprio a tutti, che quello che scrive fa schifo, è idiota, abbiamo anche il numero del suo cellulare. Tu sei chatwoman e quindi chatta. E tu, amo taggo? Già fatto, taggata, yes! Mi chiamo Veronica, sono una ragazza vivace, tranquilla, socievole. Ecco, forse un po' ingenua, perché ho postato cose troppo personali, riservate. E allora, quando arrivavano i primi messaggi non ci facevo più di tanto caso, ma poi arrivarono ai postatori neri. Scrivi, se sei bello fai schifo. Scrivi, se sei brutto fai schifo. Scrivi, se sei di sinistra fai schifo. Scrivi, se sei di destra fai schifo. Scrivi, il calcio fa schifo. Scrivi, il basket fa schifo. Guardate questa qua, Veronica. Ha messo sul telefono anche dove abita. Fa schifo, insultiamola. Postatori neri, all'attacco! Sei un cesso ambulante. Ma ti sei abbronzata? Sembri un cadavere. Mi fai venire la pelle d'oca da quanto sei brutta. Siamo crudeli! E allora di post, messaggi e telefonate ne arrivarono in quantità, di giorno e di notte. E fu così che mi trasformai in... Quelli che avete appena visto sono i nomofobici, terrorizzati da rimanere senza rete, senza connessione, senza batteria. Ed ecco qui, gentile pubblico, Crackman e Playman. Crackman cracca qualunque gioco e programma. E Playman nella vita gioca e gioca. Ehi Crackman, mi cracchi dei giochi? Ho finito quelli che mi hai craccato. Va bene, però torna tra 3 ore. Vabbè, tra 3 ore. Mi annoio. Questa giochi in tempo non passa mai, mi annoio. Sono passate 3 ore. No, sono passati 5 minuti. Ti ho detto di tornare tra 3 ore. Aspetta, dai, puoi fare in prima, ci credo. Vai via, aspetta, dai, torna tra 3 ore. Lo fai in Avete visto il nuovo video? È bellissima questa foto! Che bella strappo! Che bello! Ma che bello!
dormire, diciamo? Guardo giusto un post e dopo dormo. E dal post guardo la foto, dalla foto al video, dal video alla chat, dalla chat al post e... Sono passate 2 ore. Ciclo ludici. Pierino! Spegni quel telefono e vai a dormire! Ancora 5 minuti, non ho sonno. Torno fra 5 minuti. Intanto vado a farmi la doccia. Guardo solo un altro video. Ehi, guarda qui, il mio post preferito. Adesso vado su Instagram. Ehi, questa canzone è quella che aspettavo da tutta la settimana. E questo post è il mio preferito. Pierino! Vai a dormire! Per favore. Solo 5 minuti. Pierino! Svegliati, ma sei ancora al telefono? Telefono ritirato per 2 mesi. Uffa! Basta! Hai rotto con questo telefono. Ai miei tempi io non ce l'avevo e vivevo lo stesso bene. Dai, ti prego, la mamma lo faceva sempre usare. Figlio mio Pierino. Tu sai che la mamma è morta. Dai, ti prego, senza telefono non ce la faccio vivere, è la mia vita. Basta, hai rotto. E la colazione? Sì, la Lui è Giovanni, è solo in casa. Amici ne ha pochi, anzi non ne ha. Ha cambiato da poco città, ha cambiato proprio stato, arriva da un paese lontano. Quando ero dai nonni ero in campagna, uscivo, giocavo a calcio e avevo tanti amici. Qui invece non c'è niente, allora prendo il mio computer. E così naviga e clicca su internet. Wow, se clicco qua vinco un cellulare e se metto i miei dati personali mi danno un'auto. Guarda qua, se metto la mia password mi danno una bici. E così si trasformò nel incredibile urlo! Ed ecco qua l'incredibile pugno che serve ad invocare un computer pieno di virus e cliccandoli sempre di più arrivano così tanti virus e poi lo scaglio contro i nemici come una bomba. Boom! E così l'incredibile Hulk trovò con la prepagata vuota e con il computer pieno di virus. Io sono Lady Scialla, metto commenti a casaccio, così, senza pensare. Io sono Copyman, copio incollo a casaccio, così, senza pensare. Guarda, guarda, è morto il cane della mia amica, faccina felice! Oh, guarda, guarda, sono sbarcate le alline a Perugia, copio incollo in via. Guarda, guarda, si sono estinti gli orsi polari, faccina felice. Oh, guarda, 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 si è bucato l'ozono, copio incollo in via. Oddio, guarda, è uscita una nuova linea di biscotti, faccina felice. Oddio, guarda, guarda, uno studio dice che nel 2018 si spegnerà il sole, copio incollo in via. Oh, guarda, faccina felice, mamma. Copio incollo in via. Faccio schifo, non mi vuole nessuno.
Ehi tu, ma lo sai che sei bellissima? Ti va se andiamo a fare il giro? Sì. Ehi, ora che stiamo insieme, ti va di fare un gioco? Va bene. Ok, le regole sono queste. Devi mandare una foto hot. Ma mi vergogna. Ma dai, è solo una foto, che vuoi che succeda? Ok. Fatta e inviata. Ok, il gioco finisce qua. Invia tutti. C'è cascata anche questa. Lei è Ether Girl. Lui è Ether Boy. Noi siamo i gemelli Cyberbull. Guarda questa scema che foto si è fatta. Scema, vergognati. La prendiamo in giro per tutto l'anno. Scema, ti becchiamo domani a scuola. Ma sì, dai, tanto si fa per ridere. Appendiamo le tue foto sul portone della scuola. Ma dai, tanto si fa per ridere. Sì, dai, magari si sveglia. Scema, 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 scema. 1, 2, 3, taggata. Avete visto la foto taggata da Taggo? Mamma mia. Guarda, fotosconce, faccina felice. Copia, incolla, invio. Cerco la scema per fare un selfie. Chissà quanti follower. Magari adesso mi lasceranno in pace. Ecco lì la ragazza invisibile, incontra lui 2 volti e diventa la ragazza visibile. Anche troppo visibile. Visibilissima. La situazione sta degenerando. Dobbiamo intervenire subito. La situazione ci sta sfuggendo di mano. Noi siamo le Web Heroes. Io sono la posatrice bianca. Scrivo e chatto, dico le mie idee, ma rispetto le opinioni degli altri. Gli insulti non sono argomenti. Io sono Miss Link. Sono attenta a quello che clicco, a quello che posto e a quello che condivido. Io sono la smascheratrice mascherata. Aiuto chi è in difficoltà, smaschera i cattivi. Non esiste, tanto si fa per ridere. Il cyberbullismo è un reato. Ho un'idea. Quale idea? Potremmo inventare degli strumenti per aiutare i supereroi. Buona idea. Io voglio creare un sito che insegni come navigare in sicurezza. Io inventerò un'arma super potente, l'anti-hate, che bloccherà gli insulti negativi su internet. Io invece andrò a far visita ai supereroi e userò la mia arma più potente, la superintelligenza, per farli ragionare. E poi raffica di parole per chiedere aiuto quando serve. Scherzo per non condividere informazioni personali. Faccine mortificatrici per i like. Raggio anti-wifi. Ci arrendiamo. Abbiamo capito. Anzi, forse potremmo aiutarvi. Noi che siamo esperti di errori sappiamo bene chi sbaglia. Da errori a supereroi. Che ne dite? Sì! Ehi voi! Vi siete accorti che manca qualcuno? Eh già, chi è che manca? Io lo so! Mancano i postatori neri! Dove sono? Chi sono? Non ve ne siete resi conto? Voi siete i postatori neri. Siamo tutti noi. È vero, siamo noi. Quando condividiamo una foto a occhi chiusi. Quando ridiamo coi cyberbulli. Quando commentiamo senza pensare, perché tanto lo fanno tutti. Quando non ci accorgiamo di chi ci sta accanto. Quando facciamo finta di niente. Quando invece potremmo fare la differenza. Supereroi? Oh, Butei, fate casino. La seconda T del Giorgi. Col baccano che facciamo te ne accorgi. Oh, carichi. Sì. 1, La seconda 2, T.
La seconda T del Giorgi, col baccano che facciamo te ne accorgi. Fondazione Aida, abbiamo raccolto questa sfida. Per il progetto fuori dalla rete, abbiamo scritto il rap che ascolterete. Rescio canta insieme a noi, insieme a noi. Vuoi essere un leone ma sei dietro una parete, invece sei un coniglio se stai fuori dalla rete. Scendi dal tuo letto e affrontami di petto se hai voglia di mancarmi di rispetto. Vuoi essere un leone ma sei dietro una parete, invece sei un coniglio se stai fuori dalla rete. Scendi dal tuo letto e affrontami di petto se hai voglia di mancarmi di rispetto. Quando insulti online sei senza palle, cresci, metti la testa sulle spalle, perché quando esci si sa che cambi pelle, che tu muti sempre come un serpente. Quelli come te non fanno strada, tu sei un coniglio che non esce mai di casa, così facendo non concludi nulla. Bimbo, torna nella culla, pensi di essere invincibile e invisibile, dietro lo schermo fra non sei credibile. Non mi serve nemmeno fare il killer, ti faccio fare figuracce come l'Inter. Sei uno sfigato che gioca solo a FIFA, vieni nel parchetto, vieni a farti una partita. Essere sportivi non è muovere le dita, ma sudare, fare fatica. Vuoi essere un leone ma sei dietro una parete, invece sei un coniglio se stai fuori dalla rete. Scendi dal tuo letto e affrontami di petto se hai voglia di mancarmi di rispetto. Vuoi essere un leone ma sei dietro una parete, invece sei un coniglio se stai fuori dalla rete. Scendi dal tuo letto e affrontami di petto se hai voglia di mancarmi di rispetto. Siamo i ragazzi d'oggi, quelli che fanno il Giorgi. Ascolta questo pezzo e di sicuro te ne accorgi. Ci ha messo nel progetto, fuori dalla rete, ci han costretto a fare il rap che ascolterete. Hai solo paura di essere sgamato, insulti solo in rete, pagliaccio mascherato. Hai il viso sfocato, il dito medio sempre alzato, purtroppo non capisci che può essere un reato. Se non ti fermi al rosso sai che rischi la vita, ma sei attaccato al web come ferro a calamita. Se un errore lo ripeti si trasforma in una scelta, non ti lamentare della conseguenza. Se non capisci qua come funziona, tu per strada non durerai mezz'ora e puoi anche navigare a gran velocità, ma un leone in mezzo al mare annegherà. Vuoi essere un leone ma sei dietro una parete, invece sei un coniglio se stai fuori dalla rete. Scendi dal tuo letto e affrontami di petto se hai voglia di mancarmi di rispetto. Vuoi essere un leone ma sei dietro una parete, invece sei un coniglio se stai fuori dalla rete. Scendi dal tuo letto e affrontami di petto se hai voglia di mancarmi di rispetto. Super Tartes. Chatwoman, Instagirl, Silver Selfie, Uomo Taco e Tempestata. I postatori neri. Playman, Crackman e l'incredibile Urla. I nomofobici. I cicloludici. Bodyman e Vincenza. Due volti e la ragazza visibile. I gemelli Cyberbull. I supereroi. Le professoresse Elena Sorice e Clara Ambrosi. Nome Grandi e Nicoletta Vicentini. Riccardo Carbone alle luci e alle musiche. E passiamo al percorso
musicale Fabio Resciniti in arte Rescio per l'Istituto Giorgi. Gli insegnanti Caterina Rondelli e Vittorio De Per il percorso video Luca Sartori. E la protagonista Marisol Beltrami per l'Istituto Entrate tutti! Allora, vorrei veramente ringraziare i ragazzi che sono stati bravissimi, perché allora io ringrazio i miei, poi gli altri ringrazieranno i loro. È stato un percorso breve per i risultati che abbiamo avuto, perché abbiamo avuto 10 incontri per quello che riguarda la parte artistica, poi con il CERT hanno fatto incontri informativi, però lo spettacolo l'abbiamo preparato in 10 incontri, vuol dire 20 ore scarse. Quindi veramente ho i fiori e ho il microfono, non vi posso applaudire, ma posso chiedere un altro applauso. Ringrazio le professoresse che sono state impagabili, ci hanno sostenuto, aiutato. Ringrazio Simone che nonostante l'altezza non lo vedo. E niente, passerei il microfono a Rescio. Se vuoi dire come chi è? Sono il rapper. Salve, portiamo io e Caterina l'insegnante la presenza della seconda T del Giorgi, che sono tutti di provincia, fanno fatica a muoversi la sera, ci saranno domani mattina anche a vedervi. Hanno scritto questa canzone fantastica, l'hanno scritta loro con le parole provocatorie dell'adolescenza, l'ho cantata io, gli insegnanti sono stati fondamentali nell'aiutarci ad arrivare in fondo, quindi speriamo vi sia piaciuta. Grazie. La classe seconda T del Giorgi vi ringrazia. E passo a mia volta la parola. Grazie a tutti, un saluto anche da parte mia. Da parte mia un ringraziamento speciale a Fondazione AIDA per avermi coinvolto in questo progetto e un ringraziamento davvero speciale a tutta la mia squadra, perché il cinema è un lavoro di squadra, è un lavoro di troupe, è un'arte, quindi un grazie alla crew, alla mia troupe e ai ragazzi che sul set sono stati davvero professionali, sono stati davvero attenti, partecipi e quindi è stato veramente un piacere lavorare con loro. Grazie a tutti. Allora, ringrazierei anche chi non è sul palco in questo momento, ma se vuol venire, perché dietro di noi c'è, come diceva Fondazione AIDA, con Ilari, che non so se c'è, dov'è, che si è occupata di tutta l'organizzazione, Mary Malaguti che avete visto in partenza, per cui ecco c'è tutto, eccola qua, che insomma anche lei ha fatto veramente molto. E grazie a voi che siete venuti, ci avete ascoltato, ci avete applaudito e sostenuto. Grazie mille. Musica!